La tragedia tra il 29 e 30 giugno 2024 a Vidor. Alex Marangon, 25enne di Marcon, scompare nella notte dopo un rito sciamanico, ritrovato morto il 2 luglio nel Piave. A quasi 2 anni da quel drammatico giorno, la procura sta per chiudere le indagini. Per ora rimangono 5 le persone indagate, accusate di morte in conseguenza di altro reato e cessioni di sostanze stupefacenti, gli organizzatori della serata Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, la moglie del proprietario della struttura Alexa De Sacco e i 2 curanders colombiani Johnny Benavides e Sebastian Castillo. La procura sembra orientata a confermare la dinamica dell'incidente indotto dalla droga. Alex Marangon sarebbe precipitato dalla terrazza dell'abbazia di Vidor, un volo di 15 metri, a causa della psicosi provocata dall'assunzione di cocaina e ayahuasca. Intanto la perizia tossicologica sui capelli dei 17 partecipanti al rito, 16 dei quali positivi al DMT, il principio attivo, e alle beta-carboline, che aumentano gli effetti visionari dell'ayahuasca, scardina completamente la tesi che i presenti abbiano assunto, come avevano sempre sostenuto, solo erbe purganti. Non solo, ma 7 di loro sono risultati positivi anche alla cocaina. È pronta una perizia di parte che parlerebbe di una violenta aggressione prima del tragico salto nel vuoto. Le lesioni, secondo i legali della famiglia, sarebbero compatibili con un pestaggio. Depositeremo nei prossimi giorni quindi anche una nostra consulenza su quella che può essere stata la dinamica e diciamo della caduta o non caduta e delle lesioni, e da questo chiediamo che poi la Procura si muova e faccia le proprie valutazioni nella libertà più assoluta, ma credo doverosamente nella ricerca della verità.